Un'operazione dei carabinieri contro l'immigrazione clandestina e il commercio ambulante abusivo a Cavallino ha portato a controllare 17 stranieri, di cui 16 regolari sul territorio. Il 17esimo, un senegalese, invece, dopo essere stato identificato, è stato denunciato anche per non aver ottemperato a un decreto di espulsione che il questore di Torino aveva disposto nei suoi confronti nel 2013. I militari, inoltre, hanno sequestrato, nascosti nella pineta di Caballarin, 4 sacchi con 980 bracciali, 8 bandane, 50 palloni da gonfiare, 50 paia di occhiali da sole, 150 aquiloni e 110 collane per un valore commerciale di 7.000 euro. L'ennesima operazione contro il commercio abusivo, su cui tornano a parlare le associazioni di categoria, a partire da Confesercenti Venezia. Il commercio abusivo è un reato, quindi va ripristinata la legalità e non va accettata o subita l'illegalità. Non solo perché è una concorrenza sleale, ma perché è il sintomo di un degrado che si respira nella città. Ecco perché secondo Franceschi quanto fatto finora va bene, ma non è sufficiente. I venditori non riesci a prenderli, è difficilissimo. Come fai a prenderli? Vediamo delle sceneggiate ogni volta che vengono riportate poi dalla stampa e dai media, dove si rincorrono queste persone che poi scappano, travolgono i turisti, e poi è difficilissimo prenderli perché sono tanti. Credo che soprattutto l'unica ricetta possibile sia quella di sanzionare gli acquirenti.